Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Lo so tutto, non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo e odore caldo qui, di dolci e di caffè. Ognuno pensa a sé, è il giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. È stato un bel tempo, il mio tempo con te. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. A te la linea, Antonino. Grazie Francesco, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, di nuovo Mi senti? Sì. Di nuovo buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo a potere al popolo, perché io sono Antonino Danna in accidentale sostituzione dell'immenso Semivarin, che ritroverete domani, e in questa puntata straordinaria parleremo di tanti argomenti, tenteremo anche un collegamento verso la fine con Lorenzo Viviani dal Vinitali, ma ora, signore e signori, è giunto il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Do il bentornato all'onorevole Luca Toccalini, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, 18 di aprile, ci siamo quasi. Sì, manca poco a questa bellissima manifestazione, sarà, a differenza delle contromanifestazioni che saranno, ahimè, di cattiveria, di rabbia, di insulti, di violenza, speriamo di no, ma abbiamo visto i centri sociali di cosa sono stati capaci negli anni e nei mesi passati. Sarà la nostra manifestazione di sorrisi in piazza, di tanta gente che arriva da tutta Italia per manifestare la vicinanza al nostro gruppo, il gruppo europeo dei patrioti, ma soprattutto anche per chiedere, ovviamente urlare all'Europa di intervenire in una situazione economica che inizia a essere seriamente complessa. Noi abbiamo chiesto anche in queste ore che l'Europa intervenga sul patto di stabilità, e la cosa incredibile è stata vedere il commissario europeo all'economia Dombrovskis dire che non si può sospendere il patto di stabilità perché l'Italia non è ancora in una crisi grave. Ecco, solitamente quando uno tende tendenzialmente ad ammalarsi, prima di ammalarsi previene. Ecco, per l'Europa invece funziona nel modo contrario: prima si vanno sotto i ponti, si va nel baratro e poi si può intervenire. Quindi evidentemente serve un segnale di forza. Il segnale di forza arriverà dalla piazza di sabato, dove migliaia di persone saranno volontariamente presenti proprio per chiedere questo, che l'Europa si svegli, che l'Europa cambi, che l'Europa finalmente pensi ai cittadini e non più alla burocrazia e alla finanza. Questo decisamente. Tra l'altro ieri c'è stato il Consiglio federale della Lega, nel corso del quale Matteo Salvini mi pare abbia delineato una linea molto chiara, e aggiungerei le parole del ministro Giorgetti in tema di 3%, mi sembra siano stati molto chiari. E ora è liberarci, insomma, di questa Europa abbastanza matrigna e ben poco madre.
No, è fondamentale perché il problema è che noi diamo in Europa sempre le colpe agli altri, per la Commissione europea è sempre colpa di qualcuno al di fuori dei confini. Peccato che è stata la stessa Europa a metterci in queste condizioni, da partire dal Green Deal, di cui abbiamo parlato tante volte, che non solo ha massacrato il nostro automotive, ma ha messo in seria difficoltà anche le nostre imprese, così come le migliaia di direttive che hanno soffocato le nostre PMI, ma tanti aspetti che purtroppo sono stati fatti dall'Europa in questi anni hanno creato solo dei disagi incredibili per i nostri cittadini. Quindi evidentemente la ricetta è completamente sbagliata e spero che questa ennesima crisi economica possa finalmente svegliare qualcosa in Europa. I patrioti ci sono ovviamente gli unici a difendere gli interessi dei cittadini europei, nel nostro caso italiani, e quindi speriamo, ecco, che quella piazza possa dare un segnale forte a chi è nelle cosiddette stanze dei bottoni a Bruxelles ed evidentemente vive un mondo che non è quello reale. Questo indubbiamente. Onorevole, cosa pensa che verrà dopo questa manifestazione? Secondo lei ci saranno equilibri diversi nel governo o comunque sarà un segnale anche verso gli alleati? Cosa vuole dire la Lega agli alleati? No, sicuramente il governo è solido e continuerà ad esserlo indipendentemente dalla manifestazione. Chiaro, noi abbiamo una posizione chiara, anche stamattina la proposta che è nata dal ministro Giorgetti e dal ministro Salvini va nella direzione di cercare in ogni modo possibile di bloccare il prezzo dell'energia per tutto il 2026 anteguerra, onde evitare che appunto poi ci siano quei rincari incredibili che abbiamo già assistito purtroppo con lo scoppio della guerra in Ucraina, che poi pesano notevolmente sulle tasche dei cittadini, visto che proprio poche settimane fa siamo intervenuti nel decreto bollette con un sostegno economico di 115 euro, oltre 200 euro del bonus sociale per le famiglie più bisognose. Sarebbe abbastanza paradossale dover ripiombare ovviamente in costi delle bollette che non sono più sostenibili per i nostri cittadini. Quindi speriamo nell'ascolto, confidiamo nell'ascolto, però come sempre, ahimè, la regia la fa l'Europa e quindi è lì che bisogna andare a battere i pugni e svegliare qualche anima che evidentemente, ripeto, non è così vicina ai cittadini come dice. Questo sicuramente. Onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi, a presto. Qui Parlamento. Molto bene, molto bene. E allora, noi intanto cominciamo questa edizione straordinaria, potremmo dire, di Zoom che supplisce appunto Potere al Popolo e nel frattempo, prima di chiamare il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, che sarà tra poco nostro gradito ospite, ecco, diciamo così, vorrei per un attimo ricordarvi i nostri recapiti a cui incrociamo 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 029294 7222, il telefono è aperto se volete intervenire e dire la vostra. Ma adesso Francesco chiama pure tra Ha chiesto un paio... 5 minuti. Perfetto, allora tra 5 minuti lo chiamiamo tranquillamente. Nel frattempo diamo un'altra occhiatina alle agenzie con le ultime notizie di stamattina. Sono già le 11:14 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Siccome noi non ci facciamo mancare niente in questo vasto e convulso mondo, l'ANSA apre battendo che nella provincia di San Liurfa c'è stata una sparatoria in un liceo turco, l'attentatore si è suicidato, era un ex studente della scuola, sono state ferite ben 16 persone. Ancora, per quanto riguarda la guerra in Iran, Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati. Disagi per i viaggiatori, guasto sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 3 ore, 180 minuti. Le borse e i mercati, ottimismo su un accordo in Iran, spinge l'Asia e l'Europa, Milano apre in rialzo. Diamo un'occhiata alle due notizie, credo che interessano prima di tutto i nostri ascoltatori. Chi è in viaggio, se siete in viaggio fatecelo sapere al 340 670 9659. L'ANSA, Napoli-Roma, guasto sulla linea dell'alta velocità, per i treni ritardi fino a 180 minuti. I primi problemi a partire dalle 6, cancellazioni anche per alcuni regionali.
Guasto tecnico sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina, ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni alta velocità e intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni ed essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni, tanti disagi soprattutto per i pendolari. Il guasto riguarderebbe il sistema di comunicazione GSMR. Sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di RFI per l'accertamento delle cause del disservizio. I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi, mentre sono state potenziate l'assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni. In tutto sono 26 treni ad alta velocità e intercity direttamente coinvolti, secondo quanto risulta dal sito Trenitalia. Lunghe file poi alle biglietterie e agli sportelli di assistenza ai clienti, viaggiatori accampati in attesa di notizie, litigi, urla di dissenso. Così si presenta stamattina alla stazione centrale di Napoli, sempre secondo l'ANSA, a seguito del guasto che ha bloccato 26 treni ad alta velocità e intercity tra capoluogo Campano e Capitale. Al momento si respira un'atmosfera di pieno caos, con gli addetti di Trenitalia e Italo intenti a raccogliere notizie per rassicurare i viaggiatori. Numerosi gli uomini delle forze dell'ordine impegnati a vigilare nello scalo per garantire la sicurezza dei passeggeri in attesa e quella degli operatori assistenza clienti. Abbiamo la signora Lisetta al telefono, prego, buongiorno. Prima di dire buongiorno signor Tonino, a lei, buona giornata. Ben trovata. Allora, io dico signor Tonino, meglio aggiornare il nostro piano di difesa. E perché? Perché il presidente Trump, signor Tonino, è considerato, e mi limito, imprevedibile e tra l'altro pare abbia minacciato di smilitarizzare, dico io, le proprie basi nei paesi considerati ostili, mi sembra, no? Per non averne concesso l'uso ai propri aerei impegnati nell'intricata guerra all'Iran. Allora, per la mancata concessione dell'utilizzo di Sigonella di giorni or sono, sarebbe preoccupante, signor Tonino, che anche l'Italia venisse inserita nella lista dei paesi oggetto di disarmo, dopo aver beneficiato, dico io, per 80 anni della protezione americana a loro spese. È auspicabile un possibile ripensamento del Presidente, ma dico io, in ogni caso va preso in seria considerazione l'auspicio del Ministro Crosetto di programmare e attuare, mi sembra, un serio piano per un rafforzamento aggiornato del nostro sistema di difesa. Oggi di fatto completamente inadeguato. Ci siamo attenuti ai trattati, sapremo, signor Tonino, eventualmente affrontare con successo le conseguenze. Tutto qua, io la saluto e buona giornata di nuovo. Buona giornata, grazie. Ma io credo che ci salva il fatto di essere uno stivale in posizione centrale nel Mediterraneo e quindi probabilmente 2 o 3 basi americane ce le terremo. Ma per quanto riguarda il resto, non è un problema che credo riguardi gli italiani, è un problema che riguarda tutta l'Europa nel suo intero e insomma dovremo decidere se vorremmo crescere e diventare adulti o se vorremmo cullarci in questa atmosfera continua come potremmo dire, da assemblea di liceali che parlano la pace, qua, là, sì, la pace, poi però quando è il momento di difenderti che fai? Francesco, chiama pure per favore. Quindi vediamo un po' di avere tra poco al telefono il direttore del Quotidiano di Sicilia, i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, il direttore Carlo Alberto Tregua, che dovremmo avere tra poco in collegamento al telefono da Catania. Stamattina il Quotidiano di Sicilia, eccolo qui, un momentino che lo apro,
Quotidiano di Sicilia parla innanzitutto di quello che sta avvenendo, diciamo, di preparazione all'estate, perché la prima pagina della testata dà come notizia di apertura: regione, mare proibito, copione invariato tra foci inquinate e depuratori insufficienti. Stagione al via dal 1° maggio, ma quasi un terzo della costa è interdetto alla balneazione. Se poi Ora, abbiamo il direttore in linea. perfetto, buongiorno direttore, ben trovato. Eccomi, buongiorno a voi, lieto di essere con voi. Grazie. Allora, io do ancora una volta il bentornato al direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua. Stavo parlando appunto della prima pagina del QDS di stamattina: regione, mare proibito, copione invariato tra foci inquinate e depuratori insufficienti. Stagione al via dal 1° maggio, quasi un terzo della costa è interdetto alla balneazione. Direttore, scusi, i discorsi che si fanno nelle grandi riunioni di famiglie sono sempre quelli, e nel meridione d'Italia c'è sempre questa frase famosa: ma noi potremmo vivere di turismo. Mi scusi, come si fa a vivere di turismo se c'è almeno un terzo delle coste siciliane in cui non ci si può fare il bagno? Ma questo, mi sente? Sì, perfettamente, prego. Questo è uno dei grandi problemi che ci sono in tutte le 7 regioni del sud, che ricordo ancora una volta l'Unione Europea considera meno o sottosviluppate, il che per me, che vivo qui alla mia età, lavoro da 68 anni, è una vergogna pensare di vivere in una regione meno o sottosviluppata a livello europeo. Ma questa è una parentesi per indicare un po' lo scenario, proprio perché è sottosviluppata per tutte queste carenze, perché le coste non sono curate come si dovrebbe, perché le colline non sono curate come si dovrebbe, per cui poi si verifica il disastro di Riscemi, perché non si sono fatti i termovalorizzatori, per cui ci sono le discariche strapiene e non molti lo sanno, ma centinaia e centinaia di tonnellate di spazzatura partono dalla Sicilia per la Norvegia, per la Germania, addirittura anche per la Grecia, perché non si sa più come smaltire la spazzatura. Il quadro che io sto esponendo evidentemente è un quadro che indica una mala gestione della regione, come peraltro sono gestite male anche le altre 6 regioni del meridione. I dati, parlavamo di turismo, i dati sono inoppugnabili. La Sicilia ha all'incirca, secondo gli ultimi dati, 20 milioni di presenze, il Veneto, che ha 4 milioni e 800 mila abitanti come quelli della Sicilia, ne ha 90 milioni. Allora non si capisce perché ci debba essere questa abissale differenza, se non per responsabilità di chi in questi 50 anni ha gestito e ha amministrato la Sicilia. Perciò noi di volta in volta ovviamente analizziamo e approfondiamo i singoli problemi, ma bisogna avere sempre il buon senso di collegarli tutti per avere una visione generale di quella che è la situazione. E ci sono soluzioni, ma io devo dire che sono piuttosto pessimista, perché si usa dire che il pesce puzza dalla testa. Se la classe dirigente politica, economica, amministrativa, eccetera, non è di qualità, se non possiede competenze, se non è moralmente ineccepibile, le cose non possono cambiare, perché la situazione che ho esposto è la malattia. Bisogna andare a cercare le cause di questa malattia. La causa è che ovviamente la classe dirigente non è all'altezza di amministrare questi 20 milioni di cittadini che costituiscono il Sud Italia. Io mi riallaccio a questo perché tra l'altro oggi sul QDS a pagina 3 si parla di questo doppio vertice di Schifani per superare l'impasse dei lavori in aula all'Assemblea regionale siciliana, che, detto per inciso, è il Parlamento più antico del mondo, ma con oltre 900 anni di storia.
Ecco, in tutto questo c'è Figuccia, deputato regionale della Lega, che dice: qui ci vuole una riunione schietta in cui si possa verificare concretamente come proseguire il percorso politico e amministrativo. Ma chiedo scusa, cioè la giunta Schifani è già arrivata al capolinea. Cosa sta succedendo in Sicilia, nella politica siciliana? Ma non è che la giunta Schifani sia giunta al capolinea, perché qui il capolinea è tutti i giorni. Fin da quando si elegge il presidente della regione a suffragio universale, come è noto, egli si porta dietro 8 deputati automaticamente. Quindi sostanzialmente sono in 8 che già costituiscono lo staff del presidente. Siccome l'assemblea regionale è formata da 70 membri, quindi ne servono la differenza per arrivare a 36. Questa differenza è data dai diversi partiti, ovviamente, i quali dovrebbero essere d'accordo per realizzare un programma quinquennale. Il difetto di questo programma, ma non della giunta Schifani, il difetto che proviene da lontano, è che nessuno di queste aggregazioni politiche che dovrebbe governare la regione, si pone il problema principale che dovrebbe essere di tutte le regioni: come fare per aumentare il PIL, il prodotto interno lordo, che è il dato sintetico che rappresenta la capacità di crescita dell'economia e quindi naturalmente del comparto del lavoro, eccetera. Se non si pone questo problema, questo è un treno che va verso qualunque direzione, dal momento che non si pone in quale stazione deve andare. La stazione principale di una regione dovrebbe essere quella di dire: noi dobbiamo crescere in 5 anni di 8 punti percentuali, ma spostando il campo sul livello nazionale il discorso è il medesimo. Quando Giorgia Meloni, che ho avuto il piacere di ospitare qui da me nel 2019, quindi l'ho potuta valutare per 2 o 3 ore, diventò Presidente del Consiglio, non è che nel programma del governo di allora c'era scritto che in 5 anni il PIL dell'Italia sarebbe cresciuto di tanti punti percentuali, perché tutti coloro che assumono responsabilità di governo nazionale e regionale e diciamo anche i sindaci non si pongono o non si vogliono porre il problema della crescita, perché quello è l'indice che mette a nudo le incapacità. È come se un imprenditore che fonda un'azienda non si pone il problema della redditività dell'azienda. Ora, detto in soldoni, lo Stato, ma anche le regioni, ma anche le città sono delle aziende ovviamente senza scopo di lucro. Questo è un dato che tutti dovrebbero sapere e conoscere. E le aziende debbono avere un obiettivo preciso e chiaro e quindi utilizzare tutte le proprie risorse finanziarie, economiche, di personale, professionale, eccetera, per andare verso quell'obiettivo. Quando un governo in un anno non riesce a realizzare una crescita perché accresce da 0 al 0,5, a prescindere dal colore politico o altro, evidentemente ha fallito la sua missione. Quindi il discorso che io sto facendo, l'analisi che sto facendo, è un'analisi che riguarda un po' la conduzione delle istituzioni italiane, che sono quelle che sono. Noi nel nostro paese non abbiamo avuto crescita, ciascuna regione non ha avuto crescita e così. Qual è la situazione generale? Perché bisogna avere sempre la visione del mondo. La situazione generale è che gli Stati Uniti hanno un PIL di 30 trilioni di dollari, trilione significa 1.000 miliardi. L'Unione Europea nel suo complesso dei 27 Stati è di 19 trilioni di miliardi di dollari sempre, e la Cina all'incirca anch'essa di 19 trilioni di dollari. A parte questi 3 poli, tutti gli altri poi
hanno un PIL al di sotto dei 5 trilioni di dollari. Ora l'Italia è a 2,1 trilioni di dollari. Nessuno si confonda con questi numeri, ma i numeri danno il significato della realtà, tutto il resto sono chiacchiere e parole. In questo quadro poi, se volete, accendiamo un attimo alla questione, al big match di questi giorni fra Trump e Leone, il Papa, l'attuale Papa Prevost. Prego. Ecco, anche qui la questione è bisogna vederla sempre in modo globale, perché sennò non si capisce. Trump è di fatto un giocatore di poker poco credibile, perché lui continua a bluffare, lanciare, rilanciare, eccetera, non gli importa niente. Per esempio, non si parla, non è più all'ordine del giorno dell'informazione nazionale, e questo mi stupisce che i grandi quotidiani italiani e le grandi reti pubbliche e private non parlano più della guerra russo-ucraina. Ma che è successo? Hanno fatto la pace, è scomparsa, non muoiono più persone, non ci sono bombardamenti. Ma che cosa è successo? Perché l'informazione italiana non parla più della guerra russo-ucraina? Ci sarà pure una ragione. Oppure sono arrivati ordini di scuderia, non parlatene più. E questa è una cosa molto grave, questa assenza. Io mi permetto di dire questo nella mia qualità riconosciuta dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che mi ha voluto il presidente Carlo Bartoli, che mi ha voluto nominare decano dei direttori dei quotidiani italiani, quindi mi ha dato una responsabilità etica. Io dico ai colleghi direttori dei grandi giornali, per carità, il nostro è un giornale regionale, quindi non vogliamo paragonarci a Corriere della Sera, ma sul piano qualitativo non ci sono differenze. Dico, perché non state più parlando della guerra russo-ucraina? E secondo fatto scomparso all'orizzonte dell'informazione, perché nessuno parla di quell'associazione privata che ha costituito Trump, Beach of Board, come si chiamava? Sì, quell'associazione privata che dovrebbe di fatto gestire Gaza, cui hanno Board of Peace. Board of Peace, sì, un refuso mentale. Ecco, quell'associazione privata dove hanno aderito una decina di stati che avrebbero dovuto pagare 1,5 miliardi cada uno, ma pare che ancora nelle casse di questa associazione sia arrivato poco più di 1 miliardo. Ecco, che fine ha fatto questa associazione? Anche questo questo argomento sparito dall'informazione nazionale dei quotidiani, delle televisioni, delle radio e anche dei media sociali. Non interessa a nessuno, ma questi fatti mondiali dovrebbero essere rappresentati alla nostra opinione pubblica, perché i cittadini italiani hanno diritto di sapere tutto quello che accade nel mondo, perché se si focalizzano sulle 4 cosette della nostra Italia o delle nostre regioni, delle nostre città, non capiscono perché avvengono le cose che sono conseguenze di fatti che accadono nel mondo. Ora, perché c'è questo scontro fra Trump e Prevost? Ma la questione è abbastanza chiara. Lo stesso Trump ha detto che Prevost è liberal, quindi secondo il senso americano vuol dire è di sinistra, quindi mi sta combattendo perché è uno di sinistra. Ma insomma, sono interpretazioni che lasciano il tempo che trovano. Ma esiste perché? Perché Prevost gestisce una comunità di persone stimata in circa 1 miliardo di persone in tutto il mondo. E poi la cosa che nei quotidiani nazionali o regionali, nelle televisioni, dicono che comunque il Papa è un capo di Stato, addirittura un capo di Stato assoluto, perché salvo che negli stati autocrati come la Cina, come la Russia, anche come il Venezuela, perché continua a essere così,
è un capo di Stato che assomma i 3 poteri, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario, perché è il capo di tutto. Basta leggersi la Costituzione del 7 giugno del 25, dove ci sono scritte queste cose. Il Papa è un capo di Stato che riunisce i 3 poteri, poi è anche un capo di una comunità religiosa. Quindi bisogna stare attenti quando parla, se lui parla in veste di capo di una comunità religiosa di circa 1 miliardo di persone, o se parla come capo dello Stato che si dice sia il più ricco del mondo, per quanto minuscolo, perché c'ha pochissimi abitanti ovviamente, però è uno Stato a tutti gli effetti riconosciuto da tutto il mondo. Ci sono nello Stato del Vaticano, ci sono gli ambasciatori di circa 180 paesi e lo Stato del Vaticano ha ambasciatori in tutto il mondo, quindi agisce in questa versi. Allora lo scontro fra Trump e il Papa e Prevost è uno scontro fra 2 capi di Stato o fra un capo di Stato e il capo di una comunità religiosa, o entrambe le cose? Ecco, bisogna avere sempre chiaro lo scenario, perché sembra strano che Trump, che è stato eletto, il 54% dei cattolici americani gli hanno dato il proprio consenso, di botto si rivolti contro la Chiesa di Roma, una cui branca, quella americana, l'ha sostenuto. In tutto questo caso, per concludere, ci sono le elezioni di medio termine che, come è noto, avvengono sempre nel mese di novembre, in cui si eleggono la metà circa dei deputati, senatori, eccetera, per cui si capisce l'orientamento degli elettori, che poi fra altri 2 anni rieleggeranno il 48esimo presidente degli Stati Uniti. La situazione è magmatica, si fa fatica a fare le analisi e tuttavia queste si debbono fare per cercare di capire come sono i fatti. Poi pian piano che ci sono gli avvenimenti, possibilmente il quadro si chiarisce oppure si offusca. Mi permetto di fare qualche osservazione. È vero che lo Stato Città del Vaticano è una nazione, però è anche vero che è uno Stato sui generis, perché la cittadinanza si acquisisce in virtù degli incarichi che vi vengono ricoperti e la si perde quando cessano tali incarichi. Pio XI, tra l'altro, nel salutare la conciliazione romana nel 29, disse che questi 44 ettari di territorio italiano erano quel poco di corpo che servivano a sostentare l'anima. E tra l'altro l'idea è sempre stata del Papa, sia pure capo dello Stato Vaticano, ma con un ruolo appunto pastorale nel mondo. Va detto che da Bergoglio in poi, con i processi che si sono tenuti in Vaticano e così via, lo Stato Vaticano ha cominciato a prendersi per Stato. Io l'avevo scritto in tempi non sospetti e lo dico già, lo ripeto anche adesso, questo è stato un errore, perché se tu cominci a comportarti come uno Stato qualunque, è chiaro che poi gli altri ti tirano in ballo e questi sono gli effetti che vediamo adesso. E io però le chiedo 1 minuto di pazienza, perché dobbiamo fare una pausa e torniamo subito. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le 11, 41 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Carlo Alberto Tregua, direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, nonché decano dei direttori dei giornali italiani. Direttore, senta, io mi avvio alla conclusione di questa nostra chiacchierata e la ringrazio del tempo e della disponibilità, allargando un pochettino, resto comunque sul tema di questa guerra di Trump. Senta, lei mi parla da una regione nella quale a nemmeno 20 chilometri da dove lei sta parlando con me c'è la base di Sigonella. Si parla, Trump è stato molto duro nei confronti della NATO, si parla di una chiusura di basi in tutta Europa. Se Sigonella chiudesse sarebbe un vantaggio per la Sicilia e per l'Italia oppure no? Ma il discorso è molto teorico, perché se chiudesse vuol dire che chiude la NATO, oppure che la NATO pensa di chiudere la base di Sigonella, ma ricordiamoci che Sigonella è la punta avanzata della NATO nel Mediterraneo, quindi trovo difficile pensare che questo possa avvenire. No, la questione è a monte, questa NATO che deve fare dopo che Trump minaccia di uscirne, eccetera. C'è questa alleanza difensiva, perché si tratta di un'alleanza difensiva fra Stati Uniti ed Europa, è un'alleanza, ricordiamo che c'è anche la Turchia dentro, ecco, è un'alleanza che può continuare a funzionare, che deve funzionare o no, quindi il quesito è gigantesco, rientra in tutto questo, nella politica mondiale di tutti questi poli, e bisogna in questo quadro, e così concludo, purtroppo è un guaio questa debolezza cronica dell'Europa, che non riesce ad essere gli Stati Uniti d'Europa. Ora con la vittoria di Magyar e la sconfitta di Orban, diciamo, questa opposizione di quello Stato non ci sarà più, quindi dovrebbe in teoria l'Europa marciare rapidamente verso un progetto che propose Gaetano Martino, il ministro liberale del 1957, quando costituì di fatto l'Unione Europea, allora la comunità si chiamava economica. Quindi la questione è cosa farà l'Europa come soggetto mondiale, perché è inutile che ci facciamo tante illusioni, ormai il mondo è diviso in 3 parti, Stati Uniti, Cina ed Europa. Gli altri 2 marciano bene per conto proprio, l'Europa marcia male. Se non diventa un interlocutore credibile a tutto tondo complessivamente, sul piano economico, sul piano difensivo, sul piano fiscale, sul piano della pubblica amministrazione, eccetera, ebbene sarà un'unione perdente. Quindi auguriamoci che i burocrati di Bruxelles e soprattutto i politici che occupano quelle posizioni di vertice rinsaviscano e cominciano a pensare all'Europa come Stati Uniti d'Europa e non più come un insieme di 27 dove anche il più piccolo paese ha il diritto di veto e quindi non si riesce a fare nulla. Questo sicuramente. Direttore, un'ultima cosa a proposito di Europa. Magyar che viene eletto
in Ungheria si discute di superare il 3%, e poi ancora la crisi del petrolio, rischiamo di piombare di nuovo negli anni 70, l'Europa addirittura che dice di nuovo le domeniche a piedi, di nuovo le targhe alterne. Direttore, mi scusi, ma se sta roba erano vaccate nel 1973, ma perché ce le stanno arremenando ancora una volta? Traduco per chi non è scozzese come noi. Perché ce le stanno ripresentando ancora una volta? Ma perché è dopo fare terrorismo fra la gente? Perché la gente che si terrorizza è più facilmente manovrabile e condizionabile. I centri di potere politico, economico, finanziario, energetico, eccetera, hanno tutto l'interesse di tenere la popolazione nel terrore, cosicché la possono dominare e controllare meglio. È una vecchia storia di cui potremo parlare un'altra volta, l'esercizio del potere delle lobby nel mondo. Quindi la ragione è abbastanza semplice nella sua tragicità, cioè dire si deve fare terrorismo. Niente di tutto questo, la situazione del 1973 non è riproducibile oggi, questi problemi non ci sono, le riserve sono ancora sufficienti per 4, 5, 6, 7 mesi e evidentemente non può la crisi di Hormuz condizionare tutto il mondo. È una cosa che si sbloccherà perché naturalmente queste posizioni di stallo non durano mai molto, perché non interessa alle parti mantenere una posizione di stallo. Quindi prima o dopo si sblocca Hormuz e quindi tutto questo allarmismo viene a cessare. Non lo dico per ottimismo, ma lo dico perché studio la storia da più di 50 anni e vedo che gli eventi poi si vanno replicando. Ma lo apriranno o no questo stretto? Secondo me sì, non ci vorrà molto tempo, perché una volta che gli iraniani l'hanno bloccato da un canto e gli americani l'hanno bloccato dall'altro canto, non conviene a nessuno mantenere questa posizione di stallo. Quindi troveranno una soluzione per riaprirlo, perché ovviamente si riaprirà. Certamente in questa situazione soffre molto l'Europa, quindi la crisi non è una crisi mondiale, è una crisi dell'Europa perché non ha risorse e perché stupidamente, lo ripeto per la 100ª volta, ha chiuso i canali del gas russo, perché basterebbe che ritornasse su quella cosa e aprisse di nuovo il rubinetto del gas russo, visto che della guerra fra Russia e Ucraina non se ne parla più, il problema energetico finirebbe dalla sera alla mattina. Però staremo a vedere, il buonsenso non alberga nella mente di tante persone, perché seguono più indirizzi di potere che non indirizzi di interesse generale delle popolazioni. Mi sembra abbastanza chiaro e condivisibile. Direttore, io la voglio ringraziare come sempre del suo tempo e ci ritroveremo presto qui in trasmissione. Grazie. Ringrazio io voi e tutti i radioascoltatori che hanno avuto la bontà e la pazienza di ascoltare. A presto. A presto. E allora io voglio ringraziare Carlo Alberto Tregua, direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, nonché appunto decano dei direttori italiani. Le 11:49 minuti e 24 secondi, il telefono è aperto 0292947222 se volete essere dei nostri, se volete dire la vostra. Diamo un'occhiatina intanto alla BBC e qui i discorsi a Hormuz, già che ci siamo, cominciano a farsi un pochettino delicati per quanto riguarda la Cina, perché la BBC titola alcune navi sanzionate dagli Stati Uniti attraversano lo stretto di Hormuz, e questo mentre la Cina definisce il blocco dello stretto voluto da Trump come pericoloso. È interessante questo punto di vista cinese. Il blocco voluto da Trump è pericoloso. Il blocco voluto dagli iraniani no, perché loro sono esenti dal pizzo, o meglio dal pedaggio, per dirla in termini più delicati, che l'Iran ha imposto fottendosene del diritto internazionale, visto che c'è sempre qualche anima bella che parla di diritto internazionale,
e cioè la Convenzione di Montego Bay dell'82, che impone anche all'Iran di lasciare libero il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. Il regime giuridico di Hormuz e dello Stretto di Messina sono uguali, siccome sono dei bracci di mare, dei passaggi obbligati di transito. Lo stato nel quale si ritrova, rivierasco, o nel quale si trova questo stretto, non può né chiuderlo né tantomeno imporre balzelli e porcate varie. Però ai cinesi non gliene frega niente e quindi adesso stiamo arrivando alle polemiche con gli americani. Infatti il ministro degli esteri cinese, dice la BBC, ha condannato il blocco americano dei porti iraniani, lo ha definito come pericoloso e irresponsabile. Un portavoce addirittura dice: guardate che questo blocco può esacerbare le tensioni. Io non lo ricordavo dai tempi del presidente Scalfaro l'uso del verbo esacerbare. Ve lo ricordate quando andò in televisione e disse sono esacerbato? Non mi ricordo che cos'era successo. Sentite qua, il ministro degli esteri cinese, questa è la BBC appunto, un momentino che io ecco, ha condannato il blocco americano dei porti iraniani definendolo pericoloso e irresponsabile. Il blocco è entrato in vigore ieri alle ore 16, un giorno dopo la fine, tra l'altro con un niente di fatto, dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. Il portavoce del ministro degli esteri cinese, Guo Jiakun, ha avvisato sul fatto che il blocco esacerberebbe le tensioni e minerebbe il già fragile accordo di cessate il fuoco. Guo ha anche aggiunto che la Cina è pronta a consegnare dei nuovi sistemi di difesa aerea all'Iran, o meglio, ha detto che la notizia, scusatemi, Guo dice che la notizia che la Cina si stia preparando a consegnare dei nuovi sistemi di difesa aerea all'Iran sono notizie completamente fabbricate ad arte, completamente fasulle. Tali notizie però avevano spinto Trump a minacciare di imporre un dazio extra del 50% sui beni cinesi se si fosse dimostrata l'assistenza militare di Pechino nei confronti di Teheran. Guo dice anche che se gli Stati Uniti insistono nell'usare queste menzogne come scusa per imporci dei dazi addizionali sulla Cina, la Cina prenderà sicuramente delle risolute contromisure. La Cina, tra l'altro, che si succhia un bel po' di petrolio greggio dall'Iran, circa il 45% del suo fabbisogno, non vorrei sbagliarmi, ha un interesse nel fatto che questa guerra finisca e naturalmente si torni alla stabilità dei prezzi sul mercato petrolifero. Vediamo un po', scusate, c'è un nuovo post appena pubblicato. No, vabbè, questo siamo a posto, ecco. La BBC ha verificato, tra l'altro, analizzando i dati delle navi e dei loro transponder, che 4 navi collegate all'Iran hanno attraversato lo Stretto di Hormuz malgrado l'inizio del blocco navale americano. 2 di queste navi avevano visitato dei porti iraniani, secondo il sito Marine Traffic, dove potete tenere sott'occhio il traffico marittimo mondiale. I dati mostrano una nave portarinfuse, la Cristiana, che ha attraversato lo stretto lunedì dopo che il blocco è cominciato e aveva fatto scalo al porto di Bandar-Iman Khomeini, Iran, questo sempre secondo appunto il sito Marine Traffic. La Rich Terry, che è stata sanzionata dagli Stati Uniti per commercio collegato all'Iran, ha fatto rotta est partendo da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti e attraversando lo stretto nel corso di questa nottata. E poi infine la petroliera Murrikishan, che è anche sotto sanzioni americane per commercio collegato all'Iran, è partita da Lanshan, Cina, e si è mossa verso ovest attraverso lo stretto nel corso della notte. Che dire di più, insomma, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Abbiamo poi un'altra petroliera, l'Elpis, che ha attraversato gli stretti nello stretto di Hormuz muovendo verso est nella mattinata di quest'oggi
ed è partita dal porto iraniano di Bushehr. Anche questa è sotto sanzioni americane e la sua destinazione è al momento sconosciuta. Bene, questo è quello che succede alle 11:55 minuti e 43 secondi. Abbiamo una zappa, un WhatsApp, qualcuno mi manda uno screenshot del giornale di Sicilia a proposito della regione. Per la verità l'amministrazione è ottimistica, un conto è la spesa, ciò che importa a Bruxelles è la sua certificazione e su quella la regione Sicilia è perfino più indietro, ferma ad appena 204 milioni, 9,8% del totale, il che significa che restano da rendicontare 1 miliardo e 870 milioni. I fondi del PNRR erano stati stanziati all'indomani della pandemia per accelerare la ripresa dopo lockdown e zone rosse, ma a distanza di quasi 4 anni gli ultimi dati ufficiali sull'investimento, vabbè, non ho capito il senso della citazione, però mi pare di capire che insomma la regione Sicilia non abbia sfruttato molto l'occasione del PNRR e che a causa del suo mal pianga se stesso. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, grazie a tutti, ci ritroviamo alle 14:10 per continuare la dannatona di quest'oggi, la maratona Danna, con Laura Ravetto e l'altra metà della radio. Grazie a tutti, buon pranzo e a più tardi. E adesso ci salutiamo con i Clash, Should I Stay or Should I Go, del 1982. Grazie. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo